è stata come una tempesta perfetta quella del 16 di agosto, però è stato un episodio unico perché in oltre 4 anni e passa che sono assessore dei trasporti mai era successa una vicenda di questa portata e dal pomeriggio dello stesso giorno però si è tutto normalizzato e quindi il fatto rimane grave, è chiaro, però lo dobbiamo circoscrivere ad una mattina, anche tenendo in considerazione che la regione Liguria è una delle regioni con la più bassa percentuale di cancellazioni, questo anche perché monitoriamo costantemente il servizio e diciamo così, che il nostro discutere con Trenitalia è all'ordine del giorno. Ciò non toglie che è un fatto che non doveva capitare, che è accaduto ed è molto grave, per cui ci siamo subito attivati con un confronto serrato con Trenitalia, la quale appunto ci dovrà dire che cosa è successo. Ho già anche anticipato, anche per scritto, a Trenitalia che un altro episodio di questo genere potrebbe portare ad una valutazione se rescindere o no il contratto, perché è una mancanza contrattuale molto grave. Poi è chiaro che nessuno vuole lasciare la regione Liguria senza trasporto ferroviario, però è anche chiaro che Trenitalia non può approfittarsi di questa situazione per non mettere in atto iniziative volte alla riorganizzazione del suo personale, quindi per far sì che episodi di questo genere non avvengano più in futuro, perché sarebbero intollerabili. Le associazioni dei consumatori chiedono l'apertura di un tavolo di confronto. Avete in programma iniziative di questo genere? Ma un tavolo di confronto con le associazioni, ad esempio con i comitati dei pendolari, esiste dal 2016, è stato da me voluto proprio per capire le loro esigenze, per spiegare, per trasferire a Trenitalia le loro richieste, perché laddove è possibile sono sempre anche state accettate. Quando la prima cosa che faremo è avere un incontro con Trenitalia entro i primi 15 giorni di settembre, per poi incontrare naturalmente da una parte i sindacati e dall'altra parte le associazioni dei consumatori per verificare e per trasferire loro le spiegazioni che ci sono state date. Noi applichiamo il contratto che prevede che oltre una tot percentuale di disservizio scatti anche il rimborso, ma ripeto, essendo stato un episodio unico, dobbiamo capire col nostro ufficio come incide questo sul contratto, nonostante 23 treni cancellati in una mattina siano una cosa gravissima.